Presidente, ecco, un momento sicuramente bello questo riconoscimento qui proprio dal comune di Porto Empedocle, la città vigata di Camilleri. Per me è stato ed è un grande onore e un'emozione al quale sento di dover rispondere assicurando il mio impegno per contribuire, per dare un contributo a far funzionare l'amministrazione di questa città all'insegna dei valori di legalità, ricordando che qualsiasi forma di progresso sociale, progresso civile non ha senso se non avviene nel rispetto della legge e nel rispetto di tutti i cittadini, perché la legalità significa prima di tutto che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e davanti alle istituzioni e soprattutto dobbiamo far sì che di fronte all'auspicabile arrivo di tante persone, di tanto turismo verso cui questa città si sta preparando, si possa offrire l'immagine più bella e più felice che questa città ha avuto parole di ringraziamento per l'avvocato Fiore, come mai? Perché credo che se oggi io sono qui lo devo a Rosario Fiore, perché so che da lui è partita questa iniziativa. Poi Rosario Fiore lo conosco da anni, abbiamo lavorato insieme nella sua attività accademica, abbiamo fatto tante iniziative insieme e io ho avuto modo di conoscerlo e apprezzare il suo grande valore sia di studioso sia di uomo delle istituzioni. Oggi è una giornata importante, diventa cittadino onorario di Porto Empedocle, sempre vicino ai cittadini. Sì, io ormai sono empedoclino adottivo a tutti gli effetti, ma ci tengo a precisare che tutto quello che è stato detto dal sindaco è in effetti il frutto di tanto impegno non solo professionale ma anche umano. Ho una cerchia di collaboratori eccellenti che mi aiutano e quindi l'amministrazione comunale ha capito appieno che l'Arma dei Carabinieri non è solo essere militari, poliziotti, prevenzione e repressione, ma soprattutto umanità, empatia in favore di chi ha bisogno, e qui a Porto Empedocle ne abbiamo tanto perché insomma, dobbiamo affrontare problemi che sono annosi a livello sociale e anche a livello logistico, per ultima la crisi idrica che ci sta attanagliando, quindi dobbiamo essere presenti e l'Arma deve essere una rassicurazione sociale. Ecco, noi siamo lì, con le nostre caserme sono sempre aperte al pubblico. Oltre ad avere un valore simbolico, perché riteniamo che chi si spende per il territorio debba avere poi un riconoscimento, anche se simbolico, ma di gratitudine della città, e la prima edizione, che è quella che oggi siamo andati a celebrare, rappresenta il riconoscimento a due personalità, sempre nel mondo della sicurezza, della tutela della legge. Uno è il procuratore Agueci, ex componente della DDA, l'altro l'attuale comandante della sezione dei Carabinieri di Porto Empedocle, che sul territorio rappresentano il presidio alla legalità. Il nostro è un territorio difficile, un territorio che ha mille problemi, però sia da una parte che dall'altra si è riusciti a trovare quell'equilibrio che non porti a commettere atti criminosi. Quindi il riconoscimento di oggi è il giusto riconoscimento ad una carriera e alla collaborazione con il procuratore Agueci, che fa parte del nucleo di controllo del comune di Porto Empedocle, e del comandante di Corsi Stilli, che giornalmente con i suoi collaboratori, con l'intero corpo dei carabinieri, gira per il territorio, cerca di trovare laddove è possibile le soluzioni senza dover procedere ad arresto o altro, capendo che molto spesso gran parte dei problemi sono dettati dall'esasperazione e dalle difficoltà economiche giornaliere. Però un grazie, devo dirlo, e va rivolto a tutte le forze dell'ordine che insistono nel territorio di Porto Empedocle, perché in sinergia con tutti riusciamo ad avere un controllo quasi totale del territorio. Oggi per noi è un giorno importante, la presenza del procuratore Agueci e del comandante di Corsi Stilli corona 2 anni di amministrazione nel segno della legalità, della trasparenza e nella possibilità di fare e far vedere ai nostri giovani, che saranno la classe dirigente, i cittadini di questa città negli anni a venire, che si può e si deve amministrare
ed essere cittadini del mondo rispettando le regole e quindi partendo da questo per costruire una città migliore e vivibile negli anni futuri. È chiaro che questa è la prima edizione, il prossimo anno individueremo altre due o tre personalità che si sono distinti non soltanto nel campo di quello che è la tutela del territorio, ma nel campo dell'associazionismo, dell'imprenditoria, in modo tale da dare il giusto riconoscimento a chi merita di ricevere il riconoscimento da parte non soltanto del sindaco ma dell'intera città di Porto Empedocle.